Vi avevamo già raccontato dell'ex stazione ferroviaria di Ponte di Brenta in quanto meta di sbandati e senza fissa dimora. Ci siamo tornati oggi e questa è la situazione che ci siamo trovati dinanzi. La struttura dell'ex stazione è ricoperta di graffiti, mentre la vegetazione la sta inglobando piano piano. Tutto attorno rifiuti di ogni genere, dalle cartacce agli elettrodomestici, sino ai rifiuti di scarto di qualche ristrutturazione. Nel piccolo porticato della stazione troviamo il giaciglio di un senza fissa dimora con tutti i suoi averi. Ciò che sbalordisce però è la grande quantità di carrelli della spesa abbandonati alla stazione, forse utilizzati proprio dal senza fissa dimora per trasportare la spesa. I carrelli sono gettati un po' ovunque tra il parcheggio e la vegetazione, una scena di degrado che i cittadini che sono costretti a passare di qui ogni giorno sono costretti a vedere. La zona fa parte di una sorta di asse del degrado, vista la situazione in cui versa la vicina stazione di Busa di Vigonza. E non serve oltrepassare il ponte per trovare altre scene simili in territorio padovano. Ci spostiamo di pochi metri e troviamo un altro giaciglio sotto il ponte sul fiume Brenta, con relativo abbandono di rifiuti sopra ad una colonna commemorativa. Fiduciosi di un intervento delle istituzioni, ritorneremo a verificare la situazione a breve. Sfishambar Channel News, Padova.